Il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Benvenuti al TG di Radio Libertà, in collaborazione con il Sussidiario.tv. È martedì 28 aprile 2026. In apertura, il patto di stabilità torna a dividere la maggioranza. La Lega spinge per più margini contro i vincoli di Bruxelles. Il decreto lavoro atteso in Consiglio dei Ministri porta misure su casa, salari, giovani e sud. Salvini va a palmoli dalla famiglia nel bosco. I figli non si tolgono ai genitori per burocrazia. In Puglia 31 milioni per il Gargano e nuove regole per i monopattini. Sul caso Minetti il Quirinale chiede verifiche, nessuna gogna. E Coldiretti denuncia le mozzarelle campane prodotte con cagliate estere. Il Made in Italy va difeso davvero. Tutto questo e molto altro a seguire nel TG di oggi. Restate con noi. Patto di stabilità, sfida della Lega, l'Italia reale viene prima di Bruxelles. Il patto di stabilità torna al centro del confronto nella maggioranza. Non è una questione per ragionieri di Bruxelles, è il nodo politico che decide quanti margini avrà l'Italia per aiutare famiglie, imprese e lavoratori colpiti da energia, carburanti e bollette. La Lega, con Matteo Salvini e Claudio Borghi, spinge perché l'Europa non trasformi le sue regole in una gabbia. Se la fase è straordinaria, servono strumenti straordinari. Giancarlo Giorgetti tiene il perimetro del DEF, Forza Italia frena, ma il punto resta uno. Prima l'Italia reale, poi i dogmi europei. Non si tratta di irresponsabilità. Si tratta di scegliere se difendere chi lavora o restare prigionieri del pilota automatico di Bruxelles. Lavoro, ora i fatti. Meloni porta in CDM, casa, salari, giovani e ZS unica. Mentre la sinistra insegue l'ennesima polemica del giorno, il governo porta sul tavolo lavoro, casa, salari e sostegni per giovani, donne e ZES unica. Non i processi in televisione, ma le risposte a chi cerca un contratto, una casa, un reddito. Il decreto lavoro atteso in Consiglio dei Ministri punta su incentivi e misure mirate. I bonus possono tamponare l'emergenza, ma non possono diventare il modello permanente di un paese che ha bisogno di crescita, meno tasse, più libertà di assumere e salari veri. Il nodo europeo resta. Senza margini di bilancio, anche le misure per famiglie e lavoro restano strette. Il lavoro non si difende con gli slogan, si difende liberando energia produttiva. Salvini, famiglia prima dello Stato. Incontro con i Trevaglion. I figli non si tolgono per burocrazia. Matteo Salvini è andato a Palmoli per incontrare i genitori della cosiddetta famiglia nel bosco. Non è una passerella, è politica vera, quella che entra nei drammi concreti e pone una domanda semplice. Fin dove può spingersi lo Stato nella vita di una famiglia? Salvini ha ascoltato Catherine Birmingham e Nathan Trevaglion e ha ribadito un principio di buonsenso. Portare via i bambini alla mamma e al papà deve essere l'ultima opzione, non la scorciatoia burocratica. Il vice premier ha parlato di una violenza istituzionale che da genitore fa rabbrividire. Lo Stato deve proteggere i minori, ma non significa spezzare legami senza proporzione. La famiglia non è una pratica da archiviare, è il primo luogo della vita. Cantieri in Puglia. Salvini, 31 milioni per il Gargano. Salvini porta in capitanata due parole concrete, cantieri e sicurezza. A Foggia ha rilanciato il completamento della superstrada del Gargano e ha annunciato 31 milioni di euro per collegare Incoronata al porto di Manfredonia. Non promesse, ma infrastrutture. Logistica, lavoro e sviluppo per il Sud. Nella stessa giornata, al Poligrafico dello Stato, ha richiamato la sicurezza stradale, targhe, casco e assicurazione per i monopattini. Perché la mobilità urbana non può essere una zona franca. Il messaggio è chiaro. La Lega non si limita a parlare dei territori. Ci va, li ascolta e porta risorse. Foggia e la Capitanata non sono periferia dimenticata. Sono un pezzo strategico dell'Italia che vuole correre. Minetti, Quirinale, chiede verifiche a Nordio. Il ministro respinge le accuse. No alla gogna mediatica.
Sul caso Minetti, il Quirinale ha chiesto chiarimenti al Ministero della Giustizia dopo le notizie del Fatto Quotidiano sulla domanda di grazia. Una richiesta di verifica è legittima, ma un processo mediatico è un'altra cosa. Il ministro Carlo Nordio ha fatto sapere che gli elementi negativi emersi dalla stampa non risultavano agli atti della procedura. Nicole Minetti respinge le ricostruzioni e parla di notizie false e lesive della sua reputazione. Il punto politico è evidente. L'opposizione prova a trasformare una vicenda procedurale in un assalto a Nordio e al centrodestra. Radio Libertà è chiara. Le istituzioni accertino i fatti, senza inseguire la gogna. La giustizia non si amministra con i titoli dei giornali. Coldiretti, difendere il Made in Italy. Guerra ai falsi nei campi, nelle stalle e sugli scaffali. Difendere il Made in Italy non è folklore da sagra. È economia, lavoro, identità, sovranità produttiva. Il caso denunciato da Coldiretti riguarda prodotti presentati come italiani, ma realizzati con materia prima estera. Le mozzarelle campane prodotte con cagliate dall'estero colpiscono al cuore una filiera simbolo del nostro agroalimentare. Il danno è doppio, per i consumatori, che hanno diritto a sapere cosa comprano, e per gli allevatori italiani, che rispettano regole più severe e costi più alti. L'Italia non può essere patria del cibo solo nelle campagne pubblicitarie. Servono etichette chiare, controlli veri e difesa delle filiere nazionali. Il Made in Italy va difeso nei campi, nelle stalle e sugli scaffali. Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv, presenta gli approfondimenti di oggi. Sánchez si arma e spende. Spagna più 50% di spese militari nel 2025. Sinistra muta. Il riarmo è scandalo solo se lo propone il centrodestra. Se lo fa Pedro Sánchez, premier amato dalla sinistra italiana, diventa responsabilità europea, realismo strategico, perfino lungimiranza progressista. Francesco Curridori, sul Giornale, allinea i numeri del SIPRI. Nel 2025 la Spagna ha aumentato la spesa militare del 50%, arrivando a 40,2 miliardi di dollari e al 2,1% del PIL. A livello globale, la spesa militare ha raggiunto 2.887 miliardi di dollari, 11° anno consecutivo di crescita. Il punto non è contestare la difesa, è l'ipocrisia. PD e 5 Stelle accusano il governo italiano su sicurezza e difesa, ma quando Sánchez supera la soglia NATO del 2%, il silenzio diventa assordante. Il deputato FDI, Salvatore De Idda, mette il dito nella piaga. La sinistra usa 2 pesi e 2 misure. Se il centrodestra difende l'interesse nazionale, è militarismo. Se lo fa la sinistra europea, è senso dello Stato. La domanda è semplice. Vogliono disarmare l'Italia o solo disarmare politicamente il governo? Tajani rilancia la trappola del MES. Lega, non è un bancomat, ci toglie sovranità. Ogni volta che l'Italia prova ad alzare la testa sui vincoli europei, rispunta il riflesso condizionato, il MES. Come se davanti a famiglie, imprese e lavoratori, schiacciati da energia e crisi internazionale, la risposta fosse sempre la stessa: tornare sotto il pilota automatico di Bruxelles. Antonio Fanna, sul Sussidiario, legge così il nuovo scontro sul patto di stabilità. Tajani si è detto contrario all'uscita unilaterale dal patto e ha rilanciato i 400 miliardi del MES, chiedendo perché restino congelati. Il MES non è un bancomat neutrale. Porta con sé condizionalità, commissariamento, sovranità ceduta pezzo dopo pezzo. È il vecchio vincolo esterno travestito da soluzione tecnica. La Lega mette sul tavolo l'Italia reale. Chi paga gasolio, luce, gas, mutui. Chi produce e non può aspettare le liturgie europee. Il problema non è fare uno strappo, ma rassegnarsi a Bruxelles mentre famiglie e imprese finiscono fuori strada. Il centrodestra deve scegliere: governare da centrodestra o tornare al manuale dei tecnici. E con questo si conclude anche per oggi l'appuntamento con il TG di Radio Libertà in collaborazione con il sussidiario.tv. Una buona giornata a tutti e appuntamento come sempre a domani. Avete ascoltato il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con